Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Blackout, incendi e danni, i conti di un disastro. Sono stati 2 giorni terribili per la Sicilia. Da ieri è iniziata la conta dei danni a partire da quelli davvero irreparabili. 4 morti, ieri è stata trovata una 4ª vittima in un ascensore nel quale avrebbe trascorso più di 8 ore, probabilmente a causa di un blackout. 3 feriti, 2 lavoratori della forestale con gravi ustioni e il pilota di un elicottero antincendio caduto. Bruciati quasi 700 ettari di bosco e 3.000 ettari di territorio non boschivo. 338 incendi, molti dei quali dolosi, oltre 4.500 tra componenti del corpo forestale e lavoratori forestali impegnati, con 748 mezzi antincendio, impiegati anche 800 volontari e 200 mezzi della protezione civile, oltre a 2.500 vigili del fuoco. Danni calcolabili approssimativi per 60 milioni, oltre ai 200 milioni necessari per il ristoro al comparto agricolo per i gravi danni alla produzione bruciata dal clima rovente. Ancora da valutare i danni al turismo già danneggiato dai problemi degli aeroporti. Schifani ha chiesto che venga dichiarato lo stato d'emergenza per la Sicilia. E i costi dei voli aumentano ancora e mentre la Sicilia soffre e cerca di rialzarsi, le compagnie aeree continuano a praticare prezzi sempre più alti. Se un passeggero avesse bisogno urgente di recarsi domani a Palermo da Roma, il costo del biglietto va da un minimo di 526 euro a un massimo di 1.059, solo andata. La sensazione è che l'algoritmo sia predisposto per speculare sulle situazioni di disagio dei clienti. Il governo Meloni ha annunciato una legge per imporre prezzi più bassi, ma in regime di concorrenza questo sembra molto complicato. Ma sulle province volete votare? In un incontro della settimana scorsa del presidente Schifani con i partiti della sua maggioranza era stata presa la decisione di approvare a luglio in commissione e a settembre in aula il disegno di legge sull'elezione diretta delle province, ma sembra che sia scoppiata un'ulteriore polemica sull'eventuale data nella quale votare e tutto resta fermo. Forse serve con urgenza un altro incontro e una dotazione supplementare di responsabilità. Pubblicata graduatoria, centri per l'impiego, 487 assunti. Sono state finalmente pubblicate le graduatorie che erano state ritirate in autotutela per l'assunzione di 487 unità di personale nei centri per l'impiego della Sicilia. Le commissioni le hanno riesaminate a causa di alcuni errori nei criteri di valutazione dei titoli, oggetto anche di ricorsi al TAR. Maturità 2023, il 4,2% degli studenti in Sicilia si diplomano con 100 e lode. Il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i dati della maturità 2023 con i criteri di esame ritornati al modello pre-pandemia. Diminuiscono in tutta Italia i 100 e i 100 e lode. Gli studenti diplomati con lode sono il 2,7% in Italia, molti di più in Sicilia dove la percentuale delle lodi arriva al 4,2%. 85.000 migranti nel 2023, 2/3 a Lampedusa. Forte aumento dei migranti nel nostro paese, aumentano gli sbarchi e la maggior parte di questi avvengono in Sicilia. La situazione internazionale è sempre più complessa, anche se nell'ultimo mese si vanno definendo molti accordi con i paesi di partenza dei migranti. Alla data del 23 luglio i migranti arrivati in Italia sono stati 84.300 con un aumento del 144%. I 2/3 di questi sono sbarcati a Lampedusa contro la metà dello stesso periodo dell'anno passato. È evidente che non si può continuare così. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.